Buongiorno e ben ritrovati telespettatori di Antenna 3, nuovamente insieme anche oggi fino alle 13:30 per raccontarvi tutto quanto accade nel nostro territorio, tantissimi temi anche oggi, la cronaca, parleremo di Venezia, parleremo della presenza, dell'arrivo del generale Figliuolo stamane a Cima Grappa, la cerimonia di Cima Grappa, parleremo di Covid, gli ultimi aggiornamenti sui contagi, i ricoveri, le manifestazioni di ieri dei no Green Pass un po' in tutte le piazze del Veneto, la politica, poi più tardi per parlare anche della riforma della giustizia. Allora, fra pochissimo parleremo di Venezia, oggi è 1° agosto, da una giornata spartiacque dopo il decreto del governo sulle grandi navi. Chiedo solo ai miei ospiti, che vedo già collegati, di attendere un paio di minuti soltanto per darvi un aggiornamento di cronaca importante su due fronti. Il primo è quello del maltempo, perché il maltempo che ha imperversato un po' in tutta questa settimana in Veneto ha creato numerosi problemi la scorsa notte, soprattutto nel Bellunese. Dovremo vedere anche le immagini fra poco e poi ci collegheremo più tardi con il consigliere provinciale Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale bellunese con delega alla protezione civile. Avete visto un po' di immagini perché ci sono state grandinate e forti raffiche di vento, anche una tromba d'aria nella zona di Cesio Maggiore, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, soprattutto nella zona del Feltrino. Si sono registrate anche una frana a Cima Bianca e problemi sul Giralba ad Auronzo. Dicevamo una tromba d'aria a Cesio Maggiore con anche alcuni tetti scoperchiati. Ma anche, ecco, questo vedete sono le immagini dei danni della grandine, veri e propri proiettili che si sono abbattuti sulle abitazioni, anche nella zona di Taibon a Gordino, veramente 5 minuti, pochissimo, ma di puro terrore, con le fortissime raffiche di vento in una zona che ovviamente quando sente il vento fischiare a quella velocità ovviamente ripensa subito al disastro di Vaia. Dicevamo Feltrino, la zona di Cesio Maggiore, la Gordino, adesso vi faccio vedere anche altre immagini che ci stanno girando i vigili del fuoco. Adesso attendete un secondo, ecco le immagini che ci stanno mandando i vigili del fuoco, ecco qui, vediamo subito, ve le seleziono perché mi stanno arrivando proprio in tempo reale. Questi sono un intervento dei vigili del fuoco, lo vedete, adesso lo sto facendo vedere dal PC, dico la regia ai nostri Francesco Ceron e Tony Paul, un intervento dei vigili del fuoco per un tetto, problemi a un tetto ovviamente scoperchiato dal vento. Poi questo è anche qui una lamiera, un tetto in lamiera che è caduto su un parcheggio, come vedete questo è sempre l'intervento dei vigili del fuoco, anche questo è sempre relativo allo stesso intervento, come vedete la forza, la furia del vento ancora una volta che si è abbattuta sulle case e anche sulle auto, in questo caso le grandinate, i danni che ha provocato sulle auto in sosta. Il report di questi minuti dei vigili del fuoco è di oltre 50 interventi, principalmente in Cesio Maggiore, Feltre e Borgo Valbelluna, limitatamente a Lentiai nella zona di Valbelluna. Sono interventi soprattutto dovuti a rimozione di piante e rami dalla sede stradale, quindi ancora alberi a terra, smottamenti, di cui uno nel comune di Cortina al passo Cima Bianca, e lo scoperchiamento di alcune abitazioni. A Lentiai, nella frazione di Ronchena, nel comune di Borgo Valbelluna, è caduta la cuspide del campanile della chiesa locale, danneggiando un'auto. Non si segnalano persone rimaste ferite, ma solo danni ad autovetture e abitazioni, oltre alle guasti alle linee telefoniche ed elettriche dovute alla caduta di piante. Interventi che sono in fase di ultimazione, quindi questi gli interventi. Vedete la grandine, ecco, questi sono gli smottamenti invece di cui faceva cenno i vigili del fuoco nel loro report, ecco lo smottamento. E altri interventi, le piante cadute. Questo dunque è accaduto in queste ore nel Bellunese. Già ieri la provincia di Treviso era stata colpita nuovamente nella zona della Pedemontana da ancora grandine, altri proiettili di grandine che si sono abbattuti ovviamente anche nelle coltivazioni. Un altro aggiornamento di cronaca e poi vado dai miei ospiti, riguarda invece un incidente mortale purtroppo che è avvenuto a Cavaso del Tomba questa notte.
un giovane di 28 anni di Valdobbiadene alla guida di una Ford Fiesta, si chiamava Luca Vettoretti, ha perso il controllo della sua vettura. Questa è un'altra immagine del vigile del fuoco emblematica dell'incidente. Ha perso il controllo dell'auto e la macchina, come vedete, è finita fuori strada ribaltandosi dentro il piazzale di un'azienda. Per il giovane di 28 anni purtroppo non c'è stato nulla da fare. Per quanto riguarda il maltempo, come dicevo, ci aggiorneremo più tardi con chi si trova sul posto per fare una ricognizione. Questo per la cronaca delle ultime ore che vi dovevamo evidentemente dare. Oggi, dicevamo, è una giornata importante per Venezia, emblematica, è uno spartiacque, ci sarà un prima e un dopo questo 1° di agosto con l'ufficialità, insomma, da oggi, dal 1° di agosto, le grandi navi non possono più transitare davanti a San Marco e sul canale della Giudecca. Si è dibattuto a lungo, polemiche dopo la decisione del governo. Allora oggi cerchiamo di capire cosa cambia da oggi per Venezia e lo facciamo sentendo 2 punti di vista evidentemente diversi. Allora saluto e ringrazio e vi do la buona domenica a Galliano Di Marco, direttore generale di Venezia Terminal Passeggeri. Buongiorno. Buongiorno a voi. E a Lidia Fersuoc, vicepresidente della sezione di Venezia di Italia Nostra. Buongiorno. Buongiorno. Allora, partiamo dal mondo delle crociere, Venezia Terminal Passeggeri. Allora, Di Marco, cosa cambia da oggi per Venezia? Ma per Venezia cambia molto, sicuramente noi giudichiamo positivamente il decreto del governo Draghi, perché io sono stato assunto nel 2016, subito dopo la gara pubblica con cui l'autorità portuale di Venezia, quindi lo Stato italiano, aveva ceduto le quote nella società VTP. VTP è una società che fondata nel 97 dall'autorità portuale di Venezia per il servizio pubblico generale, articoli 6 e 23 del codice della navigazione per i passeggeri fino al 2050, e poi nel 2000 aveva avuto senza gara, ma ieri l'ANAC ha riconosciuto la legittimità di quella operazione da parte dell'autorità portuale, perché poi la gara in realtà è stata fatta nel 2016 per utilizzare per gestire il servizio dei passeggeri la struttura della Marittima, su cui poi sono stati investiti circa 160 milioni sempre da VTP, 70 e 90 dall'autorità portuale di Venezia. Oggi è il primo giorno senza navi nel canale di San Marco. Io avevo questa missione che in 5 anni purtroppo non sono riuscito a completare, ma ho già detto davanti al Senato che sono cambiati in 5 anni 5 governi, ma soprattutto abbiamo proposto una ventina di soluzioni, ci siamo spinti fino a Chioggia, fino al Lido San Nicolò, ovviamente Marghera, il Vittorio Emanuele come soluzione di medio termine, ma nessuna di queste purtroppo ha ricevuto mai una risposta né positiva né negativa dai governi italiani, e quindi sotto la pressione internazionale della stampa e dell'UNESCO il governo Draghi, che è una persona concreta, ha preso questa decisione che noi, ripeto, non disputiamo. Naturalmente dobbiamo tutelare 2 cose: il valore della società per i suoi azionisti e i posti di lavoro, che sono tantissimi. Purtroppo qui non c'è, il vero problema di questo decreto è che non c'è un piano B, quindi avremo centinaia di persone, quelle che lavorano direttamente per noi, perché poi gli indiretti sono moltissimi, ma comunque quelli un lavoro per adesso ce l'hanno, che da oggi sono senza lavoro. Penso alla cooperativa portabagagli, penso VTP per adesso, durante il Covid ha comunque garantito ai suoi dipendenti l'80% del salario, quindi abbiamo utilizzato la cassa Covid, ma l'abbiamo integrata fino all'80% del salario, perché VTP è un'azienda che ha come azionisti di riferimento la Regione Veneto, in particolare l'aeroporto, le compagnie di crociera, e devo dire non ho avuto problemi alla mia richiesta per poter mantenere le persone al lavoro, prima con l'acqua alta da 12 novembre 2019 e poi con il Covid. Quindi diciamo è una società i cui azionisti
hanno dimostrato senso istituzionale e anche di voler salvaguardare i posti di lavoro. Il tasto è proprio quello e ci arriveremo fra poco. Lidia Versuok, dal vostro punto di vista cosa cambia per Venezia oggi? Cambia che non vedremo più le grandi navi nel bacino di San Marco, però non entreranno più dalla porta principale, ma entreranno dalla porta secondaria, in laguna, che sia l'UNESCO sia lo Stato italiano con la legislazione speciale per Venezia dichiara una parte di Venezia. Quindi in realtà non se ne vanno da Venezia, anzi sembra che questo nuovo progetto di Marghera possa sancire definitivamente una situazione di gravissimo degrado della laguna. E un degrado che è cominciato negli anni 60 con l'escavo del canale Petroli, il cui escavo, la modificazione delle correnti e il transito che vi si svolge ha profondamente eroso la parte centrale della laguna, completamente cancellando tutta la rete di canali, di bassi fondali, che è la vita della laguna ed è la laguna stessa. Non è una baia marina la laguna, è una laguna ed è anche vincolata da normative speciali. E io vorrei far vedere il tasso di erosione calcolato dal professor Dal Paus della laguna. Questo è la zona del curvone del canale dei Petroli. Questo è l'erosione che viene provocata dal traffico attuale nel canale dei Petroli. Aumentando di 1000 passaggi all'anno, l'erosione aumenterà ancora di più. Quindi la laguna è un bene che è vincolato e protetto da una normativa speciale, per cui Marghera non è una soluzione. Noi capiamo perfettamente il problema dei posti di lavoro, ma come abbiamo visto nel fermato che loro stessi hanno inviato poco fa, il cambiamento climatico è alle porte, ci siamo già dentro. Questi grandi eventi dovrebbero spingere non ad approfondire la laguna, a riscavare il canale Petroli, allargarlo e quindi fare in modo che l'acqua entri ancora di più in laguna e eroda, ma anzi cercare di evitare, per esempio di cercare che l'onda entri meno nel bacino centrale, con delle strutture anche amovibili che saremo costrette prima o poi a posizionare, perché a fine di questi probabilmente a fine, diciamo agli inizi del prossimo secolo o alla fine di questo, l'acqua probabilmente per eustatismo e per altri problemi aumenterà di forse. Quindi insomma voi dite doveva essere fatto di più rispetto al decreto, sostanzialmente non è la soluzione Marghera. Vedevo che scuoteva la testa Di Marco. Ma scuotevo la testa perché riconosco gli studi di Dal Paus, li conosco tutti. Io sono ingegnere civile, non sono ingegnere idraulico, e quindi per tutti i progetti che abbiamo fatto abbiamo preso Rina, l'ingegner Rinaldo, abbiamo parlato con il team del professor Marani dell'Università di Padova, che è il team di eccellenza a livello italiano ed europeo di idraulica. Sicuramente il canale dei Petroli nel 66 ha creato un problema alla laguna di Venezia, non l'ho scavato io. Se fossi stato provveditore al porto probabilmente non l'avrei fatto scavare, però bisogna anche dire che ha creato mal contati 30.000 posti di lavoro, sono quelli del porto di Marghera. Per fare quello che dice Italia Nostra, quindi il problema non sono le crociere, perché le crociere sono il 12% l'anno di navi, di toccate del porto di Venezia. Quindi per fare tutto ciò che dice Italia Nostra, Dal Paus, non navi, bisogna richiudere il canale dei Petroli. Allora lo Stato deve fare una scelta. L'UNESCO, scrivendo anche delle cose false, devo dirlo, perché francamente noi non abbiamo mai parlato, mai criticato l'UNESCO, per cui abbiamo grande rispetto, ma nel report del 2020 ha scritto delle cose che sono a livello di diffamazione. Io capisco e sono il primo ambientalista, credetemi, perché sono sempre stato un uomo di sinistra, però qui la scelta è tra posti di lavoro e salvaguardia totale talebana della laguna. Bisogna trovare un punto di mezzo, una situazione sostenibile, perché oggettivamente
nessuno ha mai dimostrato, nessuno, né dal PAOS né altri, le cose che ha scritto l'UNESCO nel suo report. Dove sono state dimostrate le cose, penso al ponte Morandi, lì è crollato un ponte e quindi lo Stato giustamente ha fatto quello che doveva fare. Penso all'Ilva, a Taranto è dimostrato che l'Ilva con la chiusura di 1 o 2 altiforni riduce l'inquinamento sulla città di Taranto, perché è scientificamente dimostrato che avere tenuto aperto gli altiforni completamente dell'Ilva ha creato tumori nella città di Taranto. Noi non creiamo tumori. La laguna di Venezia, peraltro la Corte Costituzionale, non io, nel 2013 ha fatto una sentenza sull'Ilva che invito tutti a rileggersi, perché ha sancito che la Costituzione mette sullo stesso piano i posti di lavoro e la salute e l'ambiente. Qui non ci sono problemi di salute, sicuramente ci possono essere problemi ambientali, vanno risolti e gestiti. Quindi vogliamo tolleranza zero, richiudiamo il canale dei petroli e questo si può fare, è una scelta che uno Stato può fare. L'ha fatto sul canale della Giudecca, però naturalmente adesso deve valutare tutte le opzioni per i posti di lavoro, per ristorare il valore di un'azienda che era numero 1 nel mondo per qualità del servizio ai crocieristi. Non lo dico io, che sono arrivato, che era già fatta e grande VTP, lo dicono i report di qualità delle compagnie, quelli dell'utente misterioso. Quindi è stato creato un vulnus alla laguna nel 66, quando è stato fatto il canale dei petroli, peraltro dal provveditorato al porto che aveva fatto 2 ipotesi, anzi 3 ipotesi. Il retro Giudecca, che fu scartato, un canale che dalla porta di Malamocco andava dritto a Marghera Nord, quindi non avrebbe consentito di sviluppare tutte le aree di Marghera, perché a Marghera Nord nel 65 c'erano solo le aree dell'ENI e poco altro. Poi si sono sviluppate tutte le aree per i container, tutte le aree per le rinfuse solide, tutte le aree per i rorò, eccetera, eccetera. Si chiama sviluppo. Nel 66 non è stato uno sviluppo sostenibile, adesso si tratta di trovare il giusto equilibrio, ma noi non ce l'abbiamo con nessuno. Noi vogliamo che i nostri diritti, che sono stati calpestati, vengano rispettati e vengano in qualche modo indennizzati. Poi ci penseremo noi anche ai nostri lavoratori, a tutti quelli che lavorano direttamente con noi, lo abbiamo detto al primo ministro Draghi attraverso il presidente della regione Veneto, l'ho detto io al sottosegretario Garofoli, noi non licenzieremo nessuno, ma bisogna che lo Stato faremo in modo anche di salvaguardare i posti di lavoro della cooperativa portabagagli, perché ho sentito delle dichiarazioni in Senato, vedremo, faremo, c'è il reddito di cittadinanza. No, bisogna fare adesso, perché le famiglie sono state massacrate dal Covid, noi siamo fermi da novembre 2019, rimangono senza lavoro adesso, tranne quelli di VTP, ma quelli di VTP sono 50 persone, a quelli ci penso io, non chiedo niente a nessuno, gli altri se ne deve far carico lo Stato, o attraverso il contratto di VTP, oppure direttamente. Ma se uno guadagna 3.000 euro al mese perché è il capo della cooperativa portabagagli o è il capo dell'operation di un'azienda di livello mondiale come VTP, uno non gli può dire, come ha detto il ministro dell'ambiente di prima, del governo Conte 2, gli daremo il reddito di cittadinanza. La cassa integrazione con i massimali sono 1.100 euro lordi al mese, cioè i miei durante il Covid avrebbero preso 600-700 euro netti. Noi l'abbiamo integrata fino all'80% e faremo così finché sarà necessario. Però ci aspettiamo, senza fare cause, senza dire falsità, ci aspettiamo risposte precise dal governo e dalle istituzioni locali. In particolare la regione è mia azionista, mi aspetto una risposta forte dal comune di Venezia, che ultimamente ho visto un po', con un profilo basso. Adesso ci arriviamo. Volevo che però, Versuock ha sentito un discorso importante. Tra le altre cose Di Marco dice non si può essere talebani su questo, cioè bisogna trovare un punto di incontro. È l'ennesimo caso, ma con tutte le differenze del caso, le ha sottolineate Di Marco, tra la salvaguardia dell'ambiente e la salvaguardia del lavoro. Bisogna trovare un punto di incontro. Voi cosa dite?
Ma che ha accusato di essere talebani anche la legge speciale, perché la legge speciale prevede il ripristino della morfologia lagunare e l'arresto del degrado della laguna. E vedo che è molto conscio e probabilmente ha letto gli scritti di Dal Pausa, ma forse non conosce tutta la letteratura internazionale sull'erosione non provocata nel 66 dal canale del petrolio, ma provocata adesso. Gli studi di Rapaglia, di Gelinas, di Scarpa, di Gionta, di Parnell e di Zaggia, e anche i video di Zaggia dove si vede che cosa fa l'onda delle grandi navi che entrano, delle navi commerciali. Quindi mi pare che lei forse dovrebbe prima documentarsi prima di dire che... No, mi lasci finire, lei ha parlato tanto. No, ma non dica che lei vuole chiudere il porto di Venezia, tutto. Lei vuole chiudere il porto di Venezia. Mi lasci parlare, è maleducato interrompere. Lei è maleducato interrompere. Un attimo solo, se no non ci capiamo. Dopo la faccio replicare. Chiedo scusa anche alla dottoressa Persua. La ringrazio. Allora, mi lasci parlare. Noi sappiamo perfettamente la questione dell'occupazione, ma noi diciamo che questo modo di procedere, cioè tentare un compromesso che non è possibile, non esiste la quadratura del cerchio. Il canale dei petroli ha eroso e continua a erodere la laguna. Non nascondiamoci dietro non si sa cosa. Ci sono degli studi molto precisi di università internazionali e il CNR che lo sostengono. Tuttora il canale dei petroli erode. Quindi bisogna cercare di guardare oltre, comprendendo anche i cambiamenti climatici e il fatto che le acque alte cominceranno a registrarsi anche in periodi quando non si erano registrati prima, cioè in estate. Stiamo andando verso un grave problema climatico, quindi l'unica cosa che si potrebbe fare e che noi sosteniamo da anni è riconvertire la marittima a una portualità diversa, compatibile con navi molto inferiore stazza e non inquinanti sia per i combustibili e anche per le emissioni. Questa è l'unica possibilità di salvezza del porto, salvezza limitata, perché dopo il prossimo secolo il porto verrà chiuso. Ora, per 60 anni c'è stato il canale dei petroli che ha distrutto e continua a distruggere la laguna. Per altri 60 anni, fino alla fine di questo secolo, la laguna dovremo cercare di metterla in condizioni di poter sopravvivere alla chiusura della laguna, perché si andrà verso questo. In questi anni bisogna tentare una riconversione della marittima, una marittima per navi di piccolo tonnellaggio. Tra parentesi è lo stesso Stato Musolino che l'ha detto, che ha scritto a tutti i suoi omologhi del Mediterraneo dicendo che bisogna trovare una possibilità di introdurre una portualità sostenibile. Quindi noi siamo d'accordo con lui, sostenibile, riconvertire la marittima a una portualità, come dice Musolino, piccola stazza, non inquinanti, navi yacht, navi barche a vele, darebbe un futuro per i prossimi 60 anni al porto di Venezia. Invece questo futuro ora non ce l'ha, perché tra parentesi voglio vedere come si potrà fare con le normative, tutti questi scavi, l'allargamento del canale petroli che dovrà essere necessario, l'armamento del canale dei petroli vanno a via nazionale e anche il traffico che è aumentato andrà a via nazionale. Quindi voi impedirete la ripresa del lavoro, non pensando al futuro. Questa è la nostra proposta, pensare al futuro. Di Marco. Guardi, faccio fatica veramente a non interrompere, comunque chiedo scusa. Allora, intanto ogni anno la laguna di Venezia, non lo dico io, lo dice il professor Marani, lo dice il provveditore del porto, perde 1 milione di metri cubi di sedimenti. Sapete quanto ha scavato il porto di Venezia negli ultimi 5 anni? Quasi zero. Ci fu un commissario nel 2004 nominato dalla Regione Veneto, il governo Berlusconi, si chiamava Casarin, mi pare, ho studiato anche i dati di quel commissario lì. Quello là in 8 anni ha scavato 8 milioni di metri cubi, riportando la profondità del canale dei petroli a 12 metri. Dal 2012 ad oggi, praticamente zero, perché le casse di Colmata sono piene, l'isola delle Tresse è piena, ci mancano 200-300 mila metri cubi, quindi
davanti a un porto che non sta più dragando dal 2012, noi abbiamo perso, io non sono veneziano, ma la laguna di Venezia ha perso 1.200.000 metri cubi l'anno di sedimenti, lo dice Marco Marani. Quindi non è che la causa di questo soltanto per il 5% delle navi, ma la causa sono fenomeni naturali, bisogna partire da Treviso, bisogna rimettere a posto i piani regionali, ma non si può dare la colpa solo e soltanto alle navi da crociera o commerciali. Adesso ho letto stamattina che i no grandi navi hanno detto bene, adesso la protesta la spostiamo a Marghera, perché nel 2012 il problema era togliere le navi davanti San Marco, che è quello che ha fatto Mario Draghi e il governo Draghi, no? E che è cosa buona e giusta, perché le navi sono troppo grandi per passare lì. Quando mi hanno assunto l'ho detto, guardate che io le levo le navi da là, perché a Roma si dice non si possono vedere, ma da questo a dire che creano veleno, che inquinano, tutte le cose che ho sentito, ce ne passa. E i dati, non è che uno mi può citare i dati internazionali sull'erosione, io voglio i dati certo. No, scusi, mi faccia finire, adesso io non l'ho interrotta, gliele ho chiamate anche io studio, mi faccia finire, perché i dati di alcuni che hanno fatto dati e che poi si sono dimostrati, studi che poi si sono dimostrati fiancheggiatori dei no grandi navi, francamente, perché Marani, no, guardi, non rida perché c'è poco da ridere, c'è poco da ridere davanti a gente che sta andando per strada, c'è poco da ridere, guardi, c'è poco da ridere. Marco Marani, che è il primo contrario al fatto che si tocchi il canale dei petroli, ha detto cose molto serie, quindi sicuramente non è un fiancheggiatore di VTP o delle navi da crociera, anzi, ma quando io ho presentato il progetto di ripristino del canale Vittorio Emanuele a valore del piano regolatore, che sarebbe una passeggiata di salute rispetto ad andare a fare 4 o 5 banchine a Marghera o fare un terminal a Marghera Nord, ma naturalmente sono tutti contrari senza aver studiato e letto le carte, no? Perché noi abbiamo fatto un piano idrodinamica di difesa della laguna e ce l'ha rivisto l'Università di Padova, il team di Marani, dove c'è anche il figlio di Dalpaus, per quanto riguarda il Vittorio Emanuele, perché noi nel nostro piano il canale dei petroli, le do una notizia, non lo tocchiamo. Abbiamo fatto un progetto di ripristino che prevede di migliorare l'equilibrio. Il professor Dalpaus ha fatto 2 studi sul canale Vittorio Emanuele. Nel primo, commissionato da Paolo Costa, all'epoca presidente dell'autorità portuale di Venezia, diceva che il canale Vittorio Emanuele era una salvezza per la laguna di Venezia. Nel secondo, quando era già passato, diciamo, a partecipare a tutte le riunioni delle no grandi navi, ha detto che era una devastazione della laguna. Marani dice: se ti fanno fare questo progetto, caro Di Marco, io te l'appoggio, perché tu apri le finestrature sotto il Ponte della Libertà, che sono 20 anni che le aspettiamo, e perché il provveditore del porto non ha i soldi, e io avevo stanziato dei soldi ne sono a disposizione. Un progetto autofinanziato, si chiama finanza di progetto, articolo 183 del decreto 50/2016, codice degli appalti del Rio, Cantone, ANAC, quindi non devastatori della laguna. Per quanto riguarda gli escavi, questo è un problema internazionale e non è che serve la via nazionale, dovete modificare le leggi dello Stato per farlo, perché per fare l'operazione su Vittorio Emanuele o per toccare il canale dei petroli, ad oggi le normative italiane ed europee, e quindi mi riferisco alla normativa UE del 2000 e a quella 152/2006 italiana e alle successive modifiche, tra cui quella 2016 del sottosegretario Velo, non prevedono per escavi manutentivi, cioè per ripristinare i valori dei piani regolatori, la via nazionale, non prevedono neanche quella regionale. Però volete fare la via regionale? Bene, invito il presidente dell'autorità portuale a fare un progetto e a fare la via nazionale. Quanto a Musolino, la classe Venezia, le do una notizia, perché lei l'ha detto anche in Parlamento, non è stata definita. Le navi di lusso sono il 2% delle navi mondiali.
Capito? Come facciamo a creare i posti di lavoro? I mega yacht, le do una notizia, io ho rivinto la gara per gestire gara pubblica, perché per anni ci hanno accusato che volevamo gli affidamenti diretti, per gestire le 5 banchine dove prima si facevano crociere, e VTP ha accettato già dal 2000 di andare in marittima, quindi Riva Sette Martiri, Adriatica, San Biagio, San Gennaro, Santa Marta, sono tutte banchine dove noi portiamo i mega yacht, ne portiamo circa 200-250 l'anno, e abbiamo presentato nel 2018 un progetto per sviluppare quel segmento di business su input della Regione Veneto. Non è stato neanche aperto dall'autorità portuale di Venezia o dal Ministero, perché ovviamente il problema era: leviamo queste navi così grandi. Quindi noi abbiamo fatto tutto ciò che ci è stato chiesto, non abbiamo avuto risposte da nessuno, tranne la Regione Veneto, che è nostra azionista. Allora, siamo quasi in chiusura del dibattito. Fersuok vuole rispondere? Sì, aveva citato il mio interlocutore l'1 milione di metri cubi che escono in laguna. Io l'ho chiamata per nome, io mi chiamo Galliano Di Marco. Mi scusi, Mi dottor chiami Di Marco. Galliano, poi diamoci del tu, però chiamiamoci almeno per nome. Certo, ma siccome mi sono dimenticata in questo momento, non volevo sbagliare il suo nome, allora non volevo errare. Allora, dottor Di Marco, lei ha citato l'1 milione di metri cubi che escono in laguna attraverso il canale dei Petroli. Ma come escono attraverso il canale dei Petroli? Attraverso le 3 bocche di porto, attenzione! Sì, ma soprattutto attraverso il canale dei Petroli. E sempre il professor Dal Paus ha fatto vedere come escono, e cioè in un canale confinato, cioè qual è il canale dei Petroli, che è molto stretto rispetto alle navi che vi transitano, e il dislocamento dell'acqua spostata dalla nave si frange contro i bassi fondali, li solleva, una parte ricade nel canale dei Petroli, che deve essere sempre dragato, perché la laguna non è nata così profonda, non tollera questa profondità, e una parte esce in mare. Quindi il canale dei Petroli, io se vuole le mando tutta la letteratura sulla... ma forse è interessante, e sono degli studi internazionali. Sono degli studi internazionali che non sono dei fiancheggiatori dei grandi navi, sono degli studi di... Una volta eri iscritta a Italia Nostra, quindi tutto ciò che pubblica Italia Nostra io lo leggo tutto, guardi, quindi ho letto tutto. Allora, però, non credo che questo non mi dispiace, cioè non è che... Sono università internazionali che hanno studiato proprio il problema del canale dei Petroli e della laguna di Venezia. Quindi non sono studi così di erosione di altre lagune, proprio riguardano il canale dei Petroli. Quindi c'è un problema, inutile che neghiamo, e c'è un problema anche di occupazione. Bisogna cercare di risolverlo, ma non armando la laguna, non ricontinuando a scavare il canale dei Petroli, che continua a interrarsi perché non regge, perché le grandi navi, anche commerciali ovviamente, sollevano i sedimenti che si ridepositano. È un problema grave e che deve essere risolto, perché le leggi speciali questo determinano. Per quanto riguarda il lavoro, noi siamo ben consci di questo, però, come dice lei, bisogna aprire altri fronti, cioè un altro tipo di portualità, e quella che può essere ospitata alla marittima. Solo così potrà avere un futuro. Per quanto riguarda gli aiuti al mondo del lavoro, anche noi riteniamo che siano veramente insufficienti in un momento del genere. Invece di spendere soldi per un progetto di questo genere, veramente costoso, che probabilmente durerà 10 anni, perché prima di 10 anni non riusciranno a completare tutto l'iter del porto offshore, la laguna si distruggerà ancora di più. Quindi cerchiamo di venirci incontro e diciamo un'altra portualità alla marittima non inquinante, di navi, anche navi, barche a vela, una riconversione della marittima con una marittima veramente efficiente e funzionale,
e a questo tipo di navigazione, credo che potrebbe risolvere i due problemi. Allora, se forse c'è un unico punto di incontro è forse su questo, cioè del fatto che qualcuno si deve occupare del lavoro, dei dipendenti, insomma di chi lavora, non parlo di VTP, ma insomma di tutto l'indotto, come diceva prima Di Marco. Allora forse su questo c'è un unico punto di contatto, anche se da due punti di vista diversi. È chiaro che un dibattito così andrà avanti, un dibattito del genere insomma andrà avanti anche nelle prossime settimane, vedremo poi cosa succederà. Anche, lo diceva prima Di Marco, i non-avi che spostano la loro attenzione adesso su Marghera. Quale sarà il punto di incontro? Quale sarà la risposta dello Stato e anche, come diceva Di Marco, del Comune di Venezia? Io ringrazio i nostri ospiti, mezz'ora è poco per discutere un tema così importante, ma intanto era necessario farlo oggi, perché oggi è un giorno spartiacolo, dicevamo, ci sarà un prima e un dopo questo 1° agosto. Ringrazio Galdiano Di Marco, ringrazio anche Lidia Versuok per aver iniziato a buttare questo sasso nello stagno del dibattito che continuerà anche nelle prossime settimane. Buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie davvero. Allora, io direi possiamo andare in pubblicità e poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta. Allora, siamo in collegamento telefonico con Massimo Bortoluzzi, consigliere nella provincia del Belluno con la delega alla protezione civile, quindi torniamo a parlare del maltempo che ha colpito il Bellunese. Buongiorno Bortoluzzi. Buongiorno a voi. Allora, mentre lei parla io faccio scorrere le foto che ci ha mandato poco fa via WhatsApp, insomma, degli interventi della protezione civile. Allora, cosa ci fa un report un po' della situazione in provincia? No, in provincia la zona colpita è il Passo Feltrino, praticamente il Passo e la parte della Val Belluna, perché è stato colpito stanotte Cesio Maggiore e la parte del Feltrino e una parte anche che parte da Cesana, quindi in comune di Borgo Val Belluna, è risalito verso nord, praticamente il brutto. C'è stata una tromba d'aria, mi dicono, abbiamo fuori l'ANA Feltre, con una decina di persone che stanno facendo un po' di pulizia per quanto riguarda la sede stradale dove è passata questa tromba d'aria, perché si sono spezzati numerosi alberi, sono state scoperchiate diverse abitazioni, non completamente, ma comunque ha portato via delle tegole, ha portato via parte di copertura, della minuta orbitura della copertura, quindi non parliamo di grossissimi danni, però qua ogni volta che piove e ogni volta che c'è il maltempo dobbiamo contare danni tutte le volte. In Borgo Valbelluna, in località Ronchena, è partita la cuspide del campanile, non so se avete visto le immagini. Sì, adesso le recupero subito, le aveva mandate prima anche i Vigili del Fuoco, recupero subito le immagini, adesso le recuperiamo immediatamente. La cuspide... Sì. Là possiamo dire che siamo stati fortunati, perché da quello che mi dicevano dovevano fare una festa ieri sera, una festa un po' di sagra. Ecco, le vediamo in questo momento. E per fortuna, a causa del maltempo, non è stato fatto niente, quindi abbiamo evitato danni anche alle persone, quindi questo è importante. Non mi segnalano in questo momento danni a persone, solo danni a cose, però il problema comincia a farsi sempre più grave. So che faranno richiesta di stato di calamità per quanto riguarda questa emergenza, anche perché la scorsa settimana la stessa zona era stata colpita da forti grandinate, di grandi come nel Bicocco, non chicchi di grandine proprio così piccoli, quindi questo maltempo ci comincia a preoccupare veramente, perché ogni volta che arriva un po' quando senti tuonare alzi gli occhi al cielo e speri che vada tutto liscio. È un territorio peraltro che peraltro conosce quello che è successo con Vaia, quindi c'è sempre un po' il timore, ovviamente nel caso di Vaia l'allerta rossa era stata preannunciata, quindi qualcosa ci si aspettava, ma non di quell'entità. Però insomma ecco, un territorio che viene ferito spesso, ecco, dal maltempo, e chi come lei poi è sul campo anche con la protezione civile, immagino che siano scene che stanno diventando comuni, è questo che preoccupa. Infatti questa è la vera preoccupazione, perché mentre riusciamo a contenere magari eventuali inondazioni o comunque eventi meteo del tipo con molta pioggia,
non riusciamo comunque a fermare il vento, e questo è quello che preoccupa le persone, non riusciamo a fermare la grandine, quindi queste cose qua noi siamo inermi e dobbiamo solo sperare che vada bene. Questo probabilmente è un fattore dovuto al cambiamento climatico che è in atto e che noi dovremo fermare in altre maniere, ma però non possiamo farlo solo noi, bisogna farlo a livello mondiale, questo è chiaro e lo stanno già facendo. Però intanto noi dobbiamo comunque vedere quotidianamente praticamente questi tipi di immagini e non è facile. Io ringrazio i volontari di protezione civile che sono sempre fuori. Oggi ero proprio a una manifestazione con gli alpini e li ho ringraziati per tutto quello che fanno. Bisogna ringraziarli anche in questo caso perché oltre alla pandemia che è stata che è ancora in corso e che stanno ancora lavorando i volontari di protezione civile, dopo arrivano queste situazioni drammatiche, e devono uscire ed aiutare ancora il prossimo. Quindi intanto un ringraziamento va loro. Speriamo che non ci siano ulteriori danni. Adesso piove in questo territorio. Mi hanno detto che durante la notte i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 5:30 di questa mattina e adesso anche gli abitanti, i proprietari delle abitazioni stanno mettendo su dei teli per mettere in sicurezza anche le loro abitazioni. A Cesana, volevo dire, è stato scoperchiato anche un pezzo della ditta della Pandolfo, quindi una parte di copertura in lamiera e dei silos anche delle aziende agricole, quindi di problemi ce ne sono tanti. Poi avete visto le immagini che vi ho mandato e vedete bene. Certo. Quindi peraltro aziende agricole già provate, no? Già provate da provate da Vaia, già provate dalla situazione meteorologica di fine anno dell'anno scorso e adesso si ritrovano ancora in questa situazione purtroppo. Noi faremo la nostra parte, cercheremo di dare una mano, i miei tecnici sono già usciti, sono andati sopra luogo a dare conforto e dare una mano per quanto riguarda le operazioni burocratiche. Hanno cercato di attivare assieme alla Regione Veneto il sistema di protezione civile e questo è quello che noi in questo momento riusciamo a fare. Io ho già sentito i sindaci per essere vicino come amministrazione. Per chi si fosse messo solo in ascolto solo adesso, ricapitolando molto sinteticamente, i comuni colpiti sono Cesio Maggiore con una tromba d'aria, Borgo Valbelluna e Basso Feltrino praticamente. Anche la Gordino abbiamo visto delle immagini notevoli. Allora, dalla Gordino noi non è arrivato niente, come non ci hanno chiamato come provincia, so che aveva chiamato il comune di Auronzo, adesso non so la Gordino, questo non mi coglie impreparato perché il funzionario provinciale non mi ha riferito niente sulla Gordino, ma sicuramente pioggia ce n'è stata tanta e quindi c'è stato anche danni da vento da quello che sappiamo anche nella zona della Gordino, soprattutto nella zona di Taibon, ma poi anche nella zona di Taibon, sì, a Gordino. Ancora dopo mi informo. Certo, poi il report magari nel prossimo nel pomeriggio. Grazie davvero a Massimo Bortoluzzi per questo suo intervento, perché così ci ha dato un po' la mappa dei vostri interventi e buon lavoro come sempre. La protezione civile in campo e non si ferma mai ovviamente perché ha il suo compito di dare una mano. Grazie davvero. Grazie mille a voi. Grazie e buon lavoro. Quindi questo è un report di quanto accaduto nel Bellunese in queste ore, nelle ultime ore, sperando appunto che poi non ci siano altre situazioni difficili nel pomeriggio. Le previsioni parlano di una instabilità continua, quindi schiarite che si alternano a nuovi eventi e preoccupa ovviamente la grande, soprattutto le raffiche di vento, come diceva Bortoluzzi. Sul fattore allagamenti riusciamo in qualche modo anche con gli interventi poi che vengono fatti nei territori. La grandine e il vento non sono sulla grandine e il vento siamo inermi e quindi questo è un problema da affrontare anche per il futuro. Saluto e ringrazio e cambiamo argomento. I nostri prossimi ospiti, allora torniamo a parlare di politica ma partiremo anche dal Covid. L'onorevole Alex Bazzaro della Lega, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E poi il segretario regionale del Partito Democratico, Alessandro Luigi Bisato, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, si trova a Roma Bazzaro, vero?
Esattamente. Allora, partiamo da qui, perché oggi è un giorno importante per la riforma della giustizia. Insomma, si va alla prova del fuoco del voto di fiducia. Bazzaro, com'è la situazione e come vede? È stata chiesta la fedeltà di serrare i ranghi, soprattutto nel Movimento 5 Stelle, che ha più problemi su questo fronte. Com'è la situazione? Io credo che dopo alcune giornate particolarmente, chiamiamole intense, si sia riusciti a trovare una quadra importante su una riforma che, lo ricordo, è prodromica a poter ottenere una prima tranche di quei famosi 236 miliardi presenti nei prestiti da parte dell'Unione Europea del PNRR, per cui era necessario portare avanti questa riforma. Ci sono state delle mediazioni in Consiglio dei Ministri, ci sono stati dei momenti di tensione perché per 3 o 4 volte il Movimento 5 Stelle ha minacciato di ritirare i ministri e quindi di togliere dal proprio appoggio al governo e quindi di andare al voto parlamentare spaccati come maggioranza che sostiene Draghi. Poi mi pare che si sia trovato la quadra andando a eliminare determinate categorie dal blocco dei processi, e oggi andremo a votare dalle 14 in poi la pregiudiziale di costituzionalità alle 14. Nella giornata di domani voteremo la fiducia a questa prima parte di riforma della giustizia, che io credo serva a dare risposte ai cittadini italiani, ma serva anche a dare risposte rispetto a quanto è stato chiesto dall'Unione Europea al nostro paese, al nostro governo, anche e soprattutto per ricevere, come dicevo, questi finanziamenti così importanti per il nostro paese. Bisato, come vede, come giudica la riforma della giustizia, anche con poi tutti i cambiamenti che ci sono stati, insomma le modifiche poi in Consiglio dei Ministri? Le modifiche alla fine sono importanti ma non sostanziali. Per una volta mi trovo concorde con quanto dice anche il collega della Lega. Io appunterei come faccio da un po' di tempo, che la matrigna Unione Europea invece anche per gli amici della Lega è diventata la buona Unione Europea che trasferisce fondi e chiede riforme. E chiedendo riforme ne chiede alcune che da tantissimo tempo avevano bisogno di un intervento. Nello specifico sulla giustizia è inspiegabile a qualcuno sappia conoscere bene le sorti del nostro paese che un processo possa andare avanti 15-20 anni o giù di lì. Quindi è fondamentale che ci sia un intervento, che poi serva il voto di fiducia. È sempre un po' sconfortante per il ruolo a cui viene relegato il Parlamento, ma questo è il dato, e dentro tutta questa vicenda sta in ogni caso l'autorevolezza di Draghi, che già una settimana fa, prima delle ultime scaramucce, aveva fatto capire chiaramente che non c'erano margini, cioè qua si trattava eventualmente di fare alcune piccole modifiche, anche di sostanza, anche giuste, ma che in ogni caso la riforma doveva passare e naturalmente passerà. Bazzaro, raccoglie la provocazione di Bisato, l'Europa, insomma, merito anche del fatto che questa riforma è strettamente legata a doppio filo anche al PNRR? Io credo che senza il controcambio economico difficilmente questo Parlamento sarebbe riuscito ad approvare una riforma di questo tipo, che non è completamente finale, ma diciamo che è un passo in avanti verso le richieste che provengono di adeguamento del nostro sistema di giustizia penale da parte dell'Unione Europea, per adeguare quello che succede in altri paesi anche al modello italiano. Nel PNRR, io ricordo, i 236 miliardi, il 70% sono prestiti con opere e riforme vincolate entro il 2026. Qui c'è una roadmap veramente molto stringente, ma soprattutto ci sono delle riforme e da fare quasi periodicamente. Ci sarà la riforma della pubblica amministrazione a settembre, la riforma fiscale prima della finanziaria di dicembre. C'è un punto: noi siamo entrati in questo esecutivo consci che il presidente Mattarella ha chiesto a tutte le forze politiche uno sforzo, quindi andare oltre le divisioni che ovviamente in un Parlamento molto variegato c'erano e ci sono ancora tutt'oggi, ma di fare uno sforzo perché il Paese aveva bisogno di una fase di ricostruzione dopo quella che è stata un'emergenza drammatica a livello sanitario in primis e a livello successivamente a livello economico per tantissimi milioni di italiani.
Quindi per cui va benissimo che ognuno possa intestarsi poi sui giornali, fare tutte le ricostruzioni del caso. Sapevamo che la riforma della giustizia aveva solamente alcune piccole difficoltà a passare. Per quanto ci riguardava, avevo chiesto di reinserire i reati, ad esempio, di violenza sessuale, i reati di spaccio di droga. Sono delle modifiche che il Presidente Draghi ha accolto fin da subito. Se oggi, anzi se nella giornata di domani, approveremo, come sarà così, con il voto di fiducia, per evitare appunto di dilungarsi i tempi e di non rispettare, per quanto capisca, la giusta osservazione sul doveroso ruolo parlamentare, per rispettare questa tabella di marcia molto serrata, io credo che abbiamo fatto un favore agli italiani. Restano, per quanto ci riguarda come Lega, i 6 referendum che hanno già raggiunto le 350.000 firme, che noi continueremo a raccogliere nelle piazze, non ovviamente contro il governo, ma per dare uno stimolo ulteriore, perché il Parlamento può far sì che quei referendum non avvengano, andando a modificare le parti che già 350.000 italiani evidentemente trovano rilevanti da modificare. Bisato. Beh, su questo mi ci ritrovo, cioè naturalmente non sulla parte in cui servono a fare anche la raccolta firme del referendum. Lì era per intestarsi un minimo di partita, altrimenti si rischiava di rimanere fuori dal quadro, come dire, di lotta del partito. E quindi, ma io non giudico mai gli interventi degli altri, ho già difficoltà a giudicare quello che facciamo noi, quindi figurarsi. Di fatto, con il passaggio di questa prima riforma si dà atto del fatto che l'Unione Europea e tutti riconoscono anche quel pezzettino che sembrerebbe essere in minoranza o l'opposizione, che è dato da Fratelli d'Italia. In realtà tutti sono concordi sul fatto che è un'operazione storica, quella che abbiamo di fronte, che è stata una conseguenza della pandemia, ma che ci dà la possibilità di avere tanti e tali risorse, incanalandole dentro un sistema di riforme che il Parlamento e in genere l'opinione pubblica non era mai riuscita a interiorizzare nella pienezza, che possono far cambiare in meglio l'Italia. Noi su questo ci abbiamo creduto e continuiamo a crederci. Siamo sempre stati europeisti convinti, anche quando qualcun altro diceva che l'Europa era solo chi imponeva la lunghezza dei lombrichi. Noi pensiamo che invece dentro un sistema internazionale dato da forze significative, l'Unione Europea possa rappresentare nei momenti di difficoltà un argine di tenuta e nei momenti di propensione alla spesa un mercato non solo interno ma esterno nei confronti degli altri colossi internazionali assolutamente da tenere in conto. Quindi siamo assolutamente in linea con quanto si sta facendo a livello nazionale come Parlamento lato governo. Allora, i prossimi giorni saranno importanti non solo per capire cosa accadrà sul fronte della riforma della giustizia, ma poi anche e soprattutto per capire cosa accadrà sul fronte della gestione dell'emergenza Covid, in un momento in cui la variante Delta resta appunto questo spettro che fa paura, che incide anche molto, l'abbiamo visto sul turismo ad esempio, e è la settimana in cui dal 6 agosto vedremo cosa accadrà poi nei ristoranti con l'applicazione della decisione del governo del Green Pass, ma poi si dovrà decidere anche per quanto riguarda la scuola, obbligo o meno vaccinale per gli insegnanti. Oggi sulle pagine del Corriere del Veneto il professor Palù dice ci vorrebbe l'obbligo vaccinale anche per gli over 12, quindi la fascia 12-19 anni, e quindi è una discussione molto importante. Tutto questo mentre ieri in tutte le piazze del Veneto sono tornati in piazza i No Green Pass, l'avevano già fatto sabato scorso, lo hanno fatto anche ieri, torneranno a farlo anche nei prossimi sabati. Queste sono le immagini che vediamo a Padova, ad esempio. A Padova è stata una delle piazze diciamo più con maggior numero di persone che si sono appunto ritrovate. È un popolo molto variegato, vengono chiamati per No Green Pass per sintetizzare, ma insomma ci sono varie anime al loro interno.
più o meno diciamo, radicali nelle loro posizioni. Erano anche a Treviso, ieri ci siamo collegati a Treviso, vi facciamo vedere però ecco, qualche momento di tensione che c'è stato, perché purtroppo dicevamo ci sono coloro che, e lo dico insomma da giornalista perché poi i giornalisti sono bersagliati in questo momento proprio da queste persone, ci sono coloro, e ci hanno raccontato, lo faremo vedere stasera nel nostro telegiornale, le difficoltà, come più volte sottolineato alcuni ristoratori, di poter applicare questo Green Pass, e poi invece c'è chi sceglie una via un po' più drastica o decidendo di non parlare con i giornalisti oppure insultandoli. Allora vi facciamo vedere cosa è successo ieri in Piazza dei Signori con la nostra Lina Paronetto e il nostro Lucio Zanato, e poi comunque partiamo da qui per capire se deve essere modificato il Green Pass, se cosa fare poi della questione scuola, stante il fatto che la sospensione dei sanitari a quanto pare è in via di partenza come procedura. Vediamo ieri pomeriggio a Treviso cosa è successo. Buonasera signori, possiamo chiedervi come mai a questa manifestazione? No. Così arriviamo di passaggio. Solo per curiosità, quindi? Sì. Non perché crede a quel che si sta dicendo? Anche per quello, sì. Perché il Green Pass non è d'accordo? Esatto, non sono d'accordo. Limita tante cose che non sono corrette secondo me. Prego. Buonasera signora, vede che è un cartello, non parla? Lei? Come mai non parlate? E vabbè, e vediamo che come al solito non parlano. Buonasera, posso chiederle? Ecco qua, identica reazione di chi poi si lamenta di non avere visibilità. Buonasera signora, come mai? Posso chiederle come mai qui? No, sono io che ho girato. Che sapete nel vostro cuore? Non parlate con i giornalisti, mi raccomando. Non è esatto, come mai? Mi dica perché no? Ogni tanto un po' di carne, per carità! Non parlate con i giornalisti, questa è libertà secondo chi sta manifestando. Voi dovete avere rispetto, non avete rispetto per nessuno, noi abbiamo rispetto, no voi. Perché parlate con noi? Dovete avere rispetto anche di chi è diversi, noi non siamo Novax, noi siamo free vax, ognuno fa quello che vuole. Siamo venuti questa si chiama civiltà. Io non sono Novax, ma sono qua, mio figlio è vaccinato. Sono pro fare le cose con un senso, quindi io non sono Novax ma sono qua, quindi volevo dire questo, non tutti siamo Novax ma abbiamo il diritto anche di capire la realtà, è questo. Avanti, avanti, dillo, dillo che siamo venduti, dillo, che siamo qui a raccontarvi la cosa. Calma, perché se partiamo così Vai Lucio. siamo venduti, siamo qui a raccontarvi anche per voi, per darvi visibilità. Certo, si vede. Andate. Venduti. Allora così ieri c'è stato anche questo, non solo questo ovviamente. Allora pubblicità e poi ripartiamo da qui. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria, l'ultima parte. Allora ci siamo lasciati prima della pubblicità con le immagini un po' anche di un po' di tensione ieri a Treviso con la manifestazione dei No Green Pass. Allora Bazzaro, si è parlato molto anche questa settimana delle due anime all'interno della Lega, insomma di qualche esponente leghista che ha deciso poi di scendere in piazza a Roma col comitato per esempio Libera Scelta, un'altra associazione, insomma le parole anche di Zaia in queste settimane, insomma due anime
c'è una l'anima che scende in piazza con i no Green Pass, l'anima invece che ritiene il Green Pass la soluzione quantomeno più efficace per evitare che la variante Delta continui a proliferare. Se non erro, lei è uno di quegli esponenti, insomma, che almeno doveva esserci in piazza col Comitato Libera Scelta mercoledì scorso. Insomma, cosa dice di questo dibattito all'interno della Lega, anche con parole forti? Io tanto credo che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte dei nostri governatori nella conferenza Stato-Regioni da un lato, e ovviamente dalle persone, dagli uomini e donne della Lega, dei 3 ministri della Lega, in modo da riuscire a fare come primo ordine di ragionamento le necessarie modifiche a quelle che erano le volontà di estendere il Green Pass fin dal 5 agosto ad altre categorie. C'è un passaggio importante che si è mutato nella gestione delle cosiddette zone colorate, cioè zona gialla, zona arancione e zona rossa, che ha permesso di non valutare più solamente l'indice RT, ma l'indice molto più importante e gravoso del numero di persone presenti nelle terapie intensive, in modo che a valutare i colori delle regioni e quindi le restrizioni per i cittadini che vi abitano siano gli indici purtroppo dei reparti di terapia intensiva occupati da persone che ne hanno evidentemente necessità. C'è poi un secondo grado di giudizio che dato che si parlava di Unione Europea, va tenuto bene in considerazione. Quando l'Unione Europea ha ipotizzato il Green Pass, e noi lo abbiamo fortemente voluto e approvato in Consiglio dei Ministri, soprattutto per la spinta dei nostri operatori del settore turistico, l'Unione Europea aveva previsto il Green Pass per permettere, nata da lì l'idea, per permettere ai cittadini europei di non perdere così la stagione turistica estiva e permettergli di viaggiare o con la vaccinazione o col tampone orofaringeo entro le 48 ore precedenti, oppure avendo già avuto il Covid nei 9 mesi precedenti, all'interno dei 28 paesi dell'Unione. Dall'altro lato, all'interno delle prescrizioni del Green Pass, una cosa importante era la volontà proprio dell'Unione Europea di mettere in chiaro 2 cose. La prima, che gli Stati non potevano attuare nessun genere di discriminazione ulteriore per chi non avesse il Green Pass, e già qui siamo molto labili. La seconda, altrettanto importante, prevedeva che il Green Pass non diventasse un metodo coercitivo, coatto fondamentalmente, verso la vaccinazione. Io quello che mi preme ribadire è questo. Noi oggi abbiamo oltre 30 milioni di italiani vaccinati da un lato, abbiamo ad esempio nel settore della scuola l'85% degli insegnanti vaccinati, abbiamo, grazie al lavoro del Paese, del governo, del generale Figliuolo, grazie al lavoro delle regioni, abbiamo la fortuna di avere la fascia più a rischio per mortalità Covid, cioè gli over 80 vaccinati al 94%, e le vaccinazioni stanno andando avanti. Abbiamo delle perplessità perché stare in politica significa porsi delle domande e porsi dubbi. Abbiamo delle perplessità da un lato sulla gestione di un Green Pass che sono gli stessi esercenti. Ieri ho ricevuto gli emendamenti da parte non di un gruppo di Novax ma da parte di Confartigianato che ci dice: noi non possiamo, soprattutto i più piccoli, far sì che i piccoli commercianti abbiano l'onere della spesa, ma soprattutto un onere che giuridicamente oggi non esiste, di poter controllare gli avventori, e chiedono di essere esentati da eventuali multe che nel predetto decreto che andrà in discussione a settembre a livello di Camera e Senato oggi sono presenti, e quindi servirà una modifica in fase emendativa. Io credo che la cosa sbagliata sia creare una contrapposizione sociale. E come non la si crea la contrapposizione sociale? Vado a chiudere il ragionamento e mi scuso per essermi dilungato. Semplicemente evitando di far passare da un lato le piazze come un gruppo semplicemente di esercitati violenti, dall'altra non si può neanche pensare di andare a definire o di tollerare chi definisce coloro che si vaccinano, che hanno fatto una scelta consapevole di responsabilità, dei servi delle multinazionali. Però c'è un punto. Se da un lato queste piazze si sentono, diciamo, di non voler parlare, non con voi che fate un servizio importantissimo soprattutto a livello locale, ma evidentemente diffidano dei giornalisti, è perché qualche virologo, e mi spiace doverlo dire, in questi ultimi 9 mesi, 10 mesi ha detto tutto il contrario di tutto da un lato, ma soprattutto ha usato toni che non hanno nulla a che fare con la dialettica politica. E vado a ribadirlo, non c'è stato un esponente politico che lo ha fatto, lo hanno fatto alcuni virologi che invece di incentivare la vaccinazione dicendo abbiamo 2 milioni di over 60, non
attendono ancora vaccinati, andiamo a convincerli, facciamoli parlare con il loro medico di base, sono uscite frasi come chi non si vaccina è un sorcio che deve rimanere a casa a guardare Netflix, questa l'ha detta Burioni, salvo poi dire ma stavo facendo ironia e sono stato frainteso. Frasi di questo genere non aiutano le persone, tante dubbiose non Novax, oppure persone che hanno già ricevuto la vaccinazione ma che hanno dubbi, come sta succedendo in Germania e in Inghilterra, dove non vogliono vaccinare i minorenni, hanno dubbi sulla vaccinazione per i propri figli. Questi dubbi vanno risolti con calma, pacatezza, sapendo già che 30 milioni di italiani hanno già fatto la seconda dose di vaccino, quindi non siamo un paese no-vax, non siamo un paese contrario alla scienza, però ci sono modi e modi, e chi ha l'onere e l'onore di sedere in Parlamento da un lato o ha una responsabilità di andare in TV forte dei suoi studi, dovrebbe ricordarlo sempre. Io credo che quando ci sono in tutta Italia centinaia di migliaia di cittadini che manifestano tra luglio e agosto, quindi in un periodo non particolarmente clemente a livello di clima, il compito della politica non sia puntare il dito e accusarli di essere evasori fiscali. Ho sentito di tutto di più in questi ultimi giorni, ma ascoltare, consigliare, invitare secondo i criteri scientifici, facendo un punto. Io continuo a pensare e continuo a ribadire che, come avviene in Germania e in Inghilterra, dove non ci sono al governo dei Novax, ci sono dei governanti come avviene in Italia, su determinate categorie, penso alla fascia dei più giovani, quindi agli under 18, pensare di imporre la vaccinazione o di creare un Green Pass che diventi contro l'Unione Europea discriminatorio per quei ragazzi sia sbagliato. Se io ho portato i miei genitori a vaccinare, ho portato mia nonna a vaccinare, e quindi francamente sentirmi additato come una specie di Novax per avere dei dubbi A sulla gestione chiamiamola medica e B sulla gestione di ordine pubblico, perché noi non possiamo pensare di appioppare ai piccoli commercianti l'onere e la gestione che oggi non potrebbero nemmeno avere, credo che queste cose vadano risolte in Parlamento. Abbiamo chiesto un tavolo di confronto con Draghi e a settembre questo decreto verrà emendato in Parlamento da tutte le forze politiche, cercando il confronto soprattutto a fronte di quel passo che speriamo non avvenga di ulteriori contagi nel mese di settembre. Oggi il Green Pass rischia di bloccare una stagione turistica in maniera molto molto negativa per i nostri operatori. Bisato. Ma invece io, come dire, dopo la lunghissima dissertazione e grande prova linguistica dell'onorevole Bazzaro, che apprezzo sempre, devo dire molto bravo a interloquire, gli riappunto però che in un'altra trasmissione in cui eravamo presenti entrambi, lui aveva avuto modo di dire in maniera puntuale che i diritti individuali vanno rispettati. Io sono per rispettare i diritti individuali, quindi parto dicendo: le manifestazioni, se pacifiche, devono essere assolutamente autorizzate, perché chiunque possa esprimere il proprio assenso o dissenso alle cose che vengono fatte. Quindi altrettanto però deve esserci il diritto della pubblica opinione di essere informato, quindi nessuno dovrebbe essere distolto dal proprio lavoro di giornalista o di reporter. Venendo allo specifico del Green Pass e della vaccinazione, la mia posizione è stentoriamente decisa da quello che hanno detto due uomini di Stato, che sono il Presidente del Consiglio Draghi e il Presidente della Repubblica Mattarella. Il Presidente Draghi ha detto con una chiarezza che passerà alla storia, così come quando aveva deciso di sostenere in tutto e per tutto l'euro con quella famosa frase detta in inglese che sarà riportata nei libri di storia, altrettanto sarà riportato quanto lui ha detto sulla vaccinazione. Se non vi vaccinate, fate del male a voi stessi e ai vostri vicini, parenti, i prossimi. Fa il paio con l'affermazione del Presidente della Repubblica che la vaccinazione è un impegno civico e morale. Io sto dentro questi due argini qui. Il Green Pass per me non è un togliere qualcosa a qualcuno, ma dare la possibilità alla stragrande maggioranza delle persone che nel frattempo si sono vaccinate di avere una vita piena. A chi, come dire, giustamente sulla base dei propri intendimenti, valori, della propria scelta, non intende vaccinarsi, gli deve essere sottratta libertà, ma, come dire, non può fare tutte le cose che fanno gli altri, ma non per essere cattivi, ma perché gioco forza abbiamo visto che il propagarsi del virus continua in maniera molto sostenuta e i dati della settimana scorsa sono la fotografia piena di quello che sta succedendo
succedendo anche dalle nostre parti. Ricordo a memoria, potrei sbagliarmi di un numero, ma la sostanza è quella. C'erano in terapia intensiva ad un certo giorno della settimana 9 o 19 persone, forse più 19, e 17 di queste non erano vaccinate. Questo basta a fotografare una situazione che è ancora di seria attenzione e che il nostro Presidente della Regione, che non appartiene alla mia parte politica ma è uomo concreto e pragmatico, ci ribadisce ogni giorno. Ecco, voler mantenere la doppia formula del un giorno di lotta e un giorno di governo a me pare che non faccia bene a questa nazione e in particolare anche alla nostra regione. Il Green Pass è per tornare alla normalità anche economica, soprattutto economica. Gli esercenti, dopo un primo momento di impatto che quando tu introduci una norma è chiaro che crei sempre qualche disguido, ma sono contentissimi perché sanno che se tu arrivi a sederti a un tavolino del ristorante non farai uscire di casa anche tutte quelle persone, e ce ne sono tantissime, che nel pensare di avere a 1 metro di distanza qualcuno che non è vaccinato o che negli ultimi 6 mesi non ha avuto la malattia o non si è fatto il tampone il giorno prima, cioè praticamente sintetizzando chi può avere il Green Pass e chi non può averlo, tranquillizza quelle posizioni, fa spendere in economia, fa girare ancora di più l'economia. Quindi ben venga il Green Pass, che spero sia uno strumento temporaneo, perché invece il raggiungimento dell'obiettivo dell'immunizzazione di massa attraverso la vaccinazione ci farà tornare tutti a una vita di relazione normale come ce l'avevamo 2 anni fa. Mazzaro. Io credo che una delle parti principali siano anche la tempistica e la gestione, nel senso che quando è stato istituito il Green Pass purtroppo non accuso nessuna forza politica, faccio mea culpa in primis come parlamentare a prescindere dal movimento politico a cui appartengo, ci sono state una serie di fuoriuscite, chiamiamole così, fuori sacco di stampa che hanno creato molto allarmismo e dato poca concretezza nella gestione fattuale del Green Pass. Io faccio 2 esempi concreti sul quale andrò a presentare degli emendamenti. Il primo, la questione tamponi. Oggi la parte di tamponi, diciamo, ha un costo, non in tutte le regioni, ma in una parte di esse ha un costo di gestione e soprattutto non sono ancora stati, diciamo, per questo, per una mancanza di volontà a mio avviso e che abbiamo segnalato al Ministero della Salute, non si è andato sulla soglia della Regione Veneto ad andare a indirizzare i tamponi faringei, a differenza di quelli nasali che sono più impattanti. Dall'altro c'è la parte di gestione dei costi, perché ci sono persone che non possono rientrare anche volendo del piano vaccinale, devono poter comunque avere la certificazione del Green Pass. Dall'altra è proprio la gestione di ordine pubblico all'interno. Quando noi oggi, faccio un esempio concreto in numeri così ci capiamo, quando la Lega spinse il 26 aprile, il governo andò incontro a questa nostra richiesta per le riaperture, quelle famose riaperture, faccio nomi e cognomi, la Fondazione Kessler disse che a luglio ci saremmo trovati con 300 morti al giorno. Fortunatamente, ringraziando il buon Dio e ringraziando la scienza, questi numeri oggi non ci sono. Quello che abbiamo chiesto noi è di arrivare innanzitutto alla fine di settembre con queste attuali norme che entreranno in vigore dal 5, quindi da questa settimana, e con le restrizioni che partiranno a questa settimana, ma di posticipare a settembre tutta quella gestione di trasporti che oggi, anche volendo, renderebbe complessa la situazione. Perché? E vado a spiegarmi in maniera concreta. Oggi ci sono, ad esempio, una classica famiglia veneta che vuole andare in vacanza in Puglia, ha magari i genitori entrambi vaccinati, ma proprio per una questione di gestione, tempi e modalità della vaccinazione, i 2 figli di 13 e 14 anni non sono vaccinati. Oggi ci troveremmo nella paradossale e assurda situazione, magari non pensata e non voluta, ma che potrebbe accadere, che i genitori potrebbero mangiare all'interno del ristorante chiuso del proprio albergo di villeggiatura e i figliuoli dovrebbero, in questo caso, ovviamente stando
nonostante le raccomandazioni, anzi l'obbligatorietà del Green Pass, non poter mangiare all'interno, perché c'è anche un problema di gestione della vaccinazione. Se anche noi avessimo tutti gli italiani perfettamente conformi e volontari ad andarsi a vaccinare, oggi le regioni non sarebbero, soprattutto talune regioni che sono un pochino più indietro nella fase di vaccinazione, penso alla Sicilia ad esempio, non sarebbero in grado di fornire la vaccinazione a tutti in tempo. C'è poi un passaggio che abbiamo, anche questo sarà sottoposto a emendamento parlamentare. I vaccinati all'estero, questo abbiamo avuto modo di controllarlo già ad esempio nel mio comune di Venezia come amministratore, dato che ad esempio al Casino di Venezia dal 6 si entrerà con il Green Pass, i vaccinati all'estero in questo momento ho dei colleghi parlamentari in cui il Green Pass non viene accettato, il vaccino è stato fatto una doppia dose ma non viene accettato. E infine vado a chiudere il passaggio relativamente a quello che è, a mio avviso, uno dei problemi fondamentali di questo momento per non creare lo scontro sociale all'interno delle diversità di opinioni, ed è la chiarezza. Quando ad esempio Pfizer ieri emette un comunicato riportato da ADN Kronos in cui auspica, ipotizza una terza dose solamente per i vaccinati Pfizer, è evidente che crea all'interno dell'utente, del cittadino italiano che si è rivolto alla vaccinazione in maniera consapevole, un'ulteriore confusione. Quindi io credo che il Green Pass entrerà in vigore per le modalità molto meno stringenti di quanto si ipotizzava all'inizio a partire dal 5. Noi andremo a emendarlo in modo, e qui parlo della mia opinione politica personale, in modo che determinate categorie non debbano subirlo. Ripeto e ribadisco, seguo l'esempio non dei Novax ma di Germania e Inghilterra che sui minorenni hanno tenuto una posizione molto ferma e molto ferrea. È evidente che ci sarà un confronto parlamentare perché l'obiettivo di tutti è tornare a ripartire, a tornare a vivere e tornare a lavorare in sicurezza. Dall'altro io credo che giustamente, e questo devo dare atto al collega Bisato, è stato molto corretto, lui ha detto per me non c'è obbligatorietà, ma io credo nel concetto di libertà personale fino alla famosa frase fino al naso del mio interlocutore. Altrettanto io credo che talune uscite, ripeto, non politiche, ma di esperti chiamati a parlare con l'opinione pubblica hanno semplicemente buttato benzina sul fuoco in un momento in cui c'è bisogno di uno sforzo collettivo. Tutto qui. Bisato, insomma, Bazzaro dice è anche una questione proprio di concretezza del quotidiano, no? Faceva prima l'esempio dei genitori e dei figli. C'è un altro punto che è quello della scuola. Su questo si è dibattuto, si sta pensando, si sta ipotizzando, si discute anche sull'obbligo per gli insegnanti. Il mondo degli insegnanti in queste settimane dice certo, noi possiamo anche vaccinarci tutti, ma se poi i ragazzi non sono vaccinati o la maggioranza non è vaccinata, a che serve? Ed è un nodo cruciale, questo è un nodo molto molto delicato. Parliamo della vaccinazione 12-19 anni. Lei cosa dice? Sì, guardi, ripreciso un concetto e arrivo al punto della sua richiesta. I diritti individuali, proprio perché sono individuali, devono tenersi con i diritti sociali. Ci sono dei diritti che hanno non una maggiore forza giuridica, ma sostanziale, cioè il diritto alla salute, il diritto all'istruzione. In una società moderna in cui è vero che il mio diritto finisce dove inizia il naso tuo, può contemperarsi con un diritto sociale che vada sopra questi diritti? Io penso di sì. In sanità e in istruzione l'obbligatorietà, che non dovrebbe esistere perché già il portato di ognuno di noi a fare riferimento a una scienza che altrimenti non avrebbe inventato l'antipoliomelite e ci sarebbero gli zoppi in giro e non ci sono più da 150 anni, non avrebbe inventato qualche altro ritrovato della scienza per farci migliorare la nostra vita. Allora, arrivati a quel punto, se non riesci con la persuasione, ci sono dei segmenti della società che per dare i diritti a tutti devi non imporre, ma programmare dei doveri. La sanità è pubblica se qualcuno te la fornisce, e se tu hai un numero consistente di medici, di infermieri, di operatori sociosanitari che non vogliono immunizzarsi, vaccinarsi, devi trovare strumenti alternativi. Ecco l'obbligo. La stessa cosa, secondo me, vale per l'istruzione. Noi veniamo da un anno e mezzo in cui i nostri ragazzi, se hanno avuto la fortuna di avere un cellulare, un computer, perché non tutte le famiglie ce l'avevano, sono riusciti a fare didattica a distanza, che per le superiori, per una quarta, quinta superiore,
per alcuni ragazzi può essere anche la formula ideale. Per i ragazzini delle elementari, come abbiamo capito da metà dell'anno scorso, era improponibile mantenerli da casa, perché voleva dire non insegnargli nemmeno l'ABC. Io penso quindi che sia per uno Stato moderno qual è il nostro prevedere che da settembre tutti dovrebbero essere in presenza, e per garantire questo gli operatori della scuola, gli insegnanti, gli operatori, i collaboratori amministrativi, quelli che una volta si chiamavano i bidelli, gli operatori appunto della scuola in maniera estesa, dovrebbero, ricontinuo ad usare il condizionale, ridovrebbero essere vaccinati. Se non si arriva alla persuasione, io penso che si dovrà arrivare anche in quel segmento all'obbligatorietà, perché quello è un bacino di utenza dato naturalmente anche i ragazzi. Io ho una figlia di 15 anni che si è iscritta alla vaccinazione e ha fatto la prima vaccinazione. Io mi affido alla scienza, non mi sono occupato di altro nella vita, ho le mie opinioni, in alcune situazioni possono essere anche differenti, perché ho cercato di informarmi, perché ho preso tutti i riferimenti del caso, ma poi quando mi trovo di fronte al medico che mi sta curando per qualcosa, mi devo affidare a lui, mi devo affidare a un sistema che negli anni gli ha insegnato a occuparsi di quel tema. Mi devo affidare a qualcuno che ha giurato su Ippocrate di fare il meglio che poteva per il paziente che aveva di fronte. Altrimenti i vincoli societari vengono meno, i diritti societari, che sono anche doveri però di ognuno di noi, sono scritti in Costituzione. In Costituzione non c'è scritto solo che io ho il diritto di dire quello che penso e di essere libero di dirlo, ma c'è anche un diritto sociale a fare in modo che la società progredisca. A questo io credo profondamente, e questo è quello che auspico che venga messo anche in società nelle prossime settimane e mesi. Mazzaro, a lei l'ultima battuta. Volevo anche chiederle quanto le hanno dato fastidio o fatto male le dichiarazioni di alcuni esponenti leghisti, anche veneti, insomma, in questa settimana, Marzio Favero, Roberto Marcato, anche le parole dello stesso Luca Zaia, che ha detto spero che quella non sia la nostra linea, quella dei no green pass, insomma, da leghista, da esponente politico. E poi sulla scuola. Guardi, la Lega è un grande partito, stante la maggior parte dei sondaggi siamo il primo partito in Italia ed è normale che ci possano essere delle sensibilità differenti. Io rispondo al segretario Matteo Salvini: se Matteo Salvini non avesse voluto che i suoi parlamentari andassero in piazza ce l'avrebbe comunicato. Io credo che un parlamentare anche abbia il dovere di ascoltare. Io ho voluto ascoltare e sentire quello che in Italia non è stata una singola piazza con una decina di persone, ma sono una serie di manifestazioni che devono rimanere ovviamente nei vincoli del rispetto delle regole, del rispetto reciproco e soprattutto anche del rispetto di chi fa il proprio lavoro di giornalista. Però credo che come in altre situazioni magari posso essermi trovato in non imbarazzo ma quantomeno in dissenso rispetto alla partecipazione di qualche collega, di qualche esponente della Lega in determinati ambiti, in un grande partito che è anche un partito grande, passatemi il gioco di parole, ci possono essere i doverosi distinguo. Mi pare che la posizione del segretario federale che dà la linea politica sia chiarissima, e cioè che non è certo una posizione Novax ma una posizione di ascolto e di volontà di andare a modificare quelli che sono, e ci arrivo alla risposta alla domanda, le criticità in Parlamento, perché una delle prime criticità, seguendo anche il ragionamento del collega Bisatto, è quella delle tempistiche, stante che la volontà, questo sì concordo pienamente, doverosa di tornare a una didattica in presenza, e stante fortunatamente, ripeto, l'85% d'Italia con punte ad esempio come in Friuli Venezia Giulia citate dal nostro presidente Federica, del 94% del personale insegnanti e personale scolastico già vaccinato, c'è bisogno di una spinta in quel senso. Sulla parte dei ragazzi, stante anche ribadite le perplessità mie precedenti, c'è un punto.
anche volendo, dati alla mano, ci siamo confrontati in questi giorni romani e ci confronteremo in questa settimana romana con gli esponenti del comparto sanità del Ministero eletto dal Ministro Speranza, c'è un problema di tempistiche, cioè noi rischiamo, a prescindere da tutto, di non avere, anche volendoli vaccinare tutti, anche imponendo quasi un obbligo vaccinale per i ragazzi, non arriveremo prima del 15-20 di ottobre con le 2 dosi e i 10 giorni per l'acquisizione del Green Pass ad avere i ragazzi vaccinati tutti con Green Pass entro l'inizio dell'anno scolastico ipotizzato per metà settembre, stante il calendario previsto dal Ministero. Quindi c'è anche questa particolarità. Io credo che le prossime settimane saranno importanti, perché anche a fronte di questo si andrà in Parlamento. E mi permetto, chiudo davvero citando il collega Bisato, quando dice il ruolo del Parlamento deve tornare centrale. Bene, il Parlamento dovrà anche assumersi, ogni singolo parlamentare della Camera e del Senato, la responsabilità di dialogare, di difendere, di ragionare su queste tematiche e portarle avanti al voto parlamentare, perché purtroppo dalle cabine di regia, non previste da Costituzione, al governo, spesso in queste settimane ci troviamo quei decreti purtroppo già fatti anche per contingenti necessità, però laddove sono contingenti per i fondi europei ci può anche stare, dato che qui si parla di ordine pubblico e di vita politica e sociale e di doveri e diritti sociali dei cittadini. Io credo che il Parlamento finalmente potrà espletare le proprie funzioni. Ultimo minuto, Bisato, se voleva chiudere? No, ma come dire, Bazzaro si è vaccinato ma non voleva essere polemica, cioè, nel senso che ho visto che Draghi fa l'uscita, il giorno dopo Salvini, pur essendo un po' così in contrasto, decide di andarsi a vaccinare. Quindi ha fatto bene a fare quell'uscita Draghi. Siccome ho sentito prima Bazzaro che ha detto, però non entro nel suo specifico, è stato lui che ce l'ha raccontato, che ha portato i suoi nonni a vaccinarsi, chiedevo, perché forse chi ha un ruolo pubblico è bene che cominci a dirlo, io sono vaccinato, l'onorevole è vaccinato, però se vuole non può anche non rispondermi. No, ma non ho segreti, non sono vaccinato io. Lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti, che magari qualcuno riprende. Per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare? Per adesso rimango in vigile attesa. Lei è giovane, credo. In che fascia sarebbe? 40-49? Io sarei under 35. Ah beh, giovanissimo, benissimo. Allora, questa è la scelta dell'onorevole Bazzaro. Allora, non c'è tempo, devo chiudere, non c'è tempo per parlare di amministrative, allora vi prenoto per parlare di amministrative la prossima volta. Grazie al segretario del Partito Democratico del Veneto Bisato e grazie all'onorevole Alex Bazzaro. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie allora per averci seguito, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 19:30, il telegiornale di Treviso. Arrivederci, vi lascio al meteo. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. L'anticiclone cede sotto la spinta di una perturbazione atlantica e così il mese di agosto inizia con qualche pioggia. Vediamo insieme il dettaglio di domenica con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto al mattino nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse, a tratti saranno anche diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio poi progressivo miglioramento a partire dalla pianura con maggiori schiarite e tendenza ad esaurimento delle precipitazioni, salvo per residui fenomeni sui settori montani. Generale calo delle temperature, minime comprese tra i 15 e i 18 gradi, valori massimi invece tra i 24 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui precipitazioni diffuse a inizio giornata, andrà meglio via via con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 19 gradi, massime sui 27-30 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, con temporali anche in questo caso dappertutto, alternati nelle ore pomeridiane a qualche parentesi più asciutta. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime infine sui 27 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.
Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.